Siamo con il presidente della FIPAV Lombardia. Allora Presidente, quest'anno le vostre selezioni sembra abbiano ottenuto dei grandi risultati. Cosa ci può dire? È soddisfatto? Beh, certamente, sono due squadre in semifinale, adesso la femminile è in finale, si è ripresentata la semifinale dell'anno scorso, però questa volta il Veneto non ce l'ha fatta, mi dispiace, ma un anno per uno, diciamo. Comunque direi che sono molto contento, sono delle buone selezioni e speriamo di fare bene, insomma. La Lombardia è una grande regione, ci può dire qualche numero? Beh, sono 78.000 tesserati e 1.000 società, credo che abbiamo un mare di campionati, credo che insomma sia una regione sicuramente importante, diciamo è circa il 20% del movimento e non c'è solo la base, perché vedo che anche i risultati non solo oggi in questo frangente ma anche come campionati danno i loro risultati, sia nel giovanile sia anche nei campionati di vertice. Un'ultima domanda, queste Kinderiadi, abbiamo chiesto a tutti come un feedback su queste Kinderiadi, lei cosa ci può dire? Beh, sono sempre una bella manifestazione, io credo che sia un po' il fiore all'occhiello di questa federazione, è il punto di arrivo di una selezione fatta sul territorio con grande competenza e grande sacrificio e i risultati si vedono e poi vedo anche tanti genitori che seguono, insomma è molto bello, direi che è una cosa che deve continuare, una cosa che dobbiamo riuscire a mantenere e mantenerla così bella com'è. L'organizzazione veneta l'ha soddisfatta? Tedesca. Grazie. Ottimo. Grazie. Grazie a voi.